Una situazione sempre più grave è quella legata agli aumenti dei costi energetici, gas e luce, e lo vediamo anche nel corso dei nostri telegiornali, vi facciamo vedere insomma, le varie testimonianze anche da parte degli imprenditori nei nostri focus, pesa soprattutto su tutte le famiglie, pesa sugli industriali, pesa sui commercianti, pesa anche per quelli che abitano nei condomini, perché la mia domanda, magari anche da ignorante, è cosa può succedere dove ci sono da una parte gli impianti centralizzati e da un'altra parte gli impianti autonomi. Cosa può accadere laddove si fanno i preventivi un anno prima e soprattutto adesso che gli aumenti e i costi aumentano di mese in mese. Cosa può succedere? Allora, per tutto questo, per fare chiarezza un po', abbiamo Andrea Soramelle, che è il presidente regionale della NACI, qui vicino a me, per questa puntata di Screenshot. Buonasera a lei. Buonasera. Allora, Soramelle, prima di tutto le chiedo il suo stato d'animo qual è? Cioè, nel senso, se lei si sente preoccupato amministrando dei condomini, essendo anche presidente regionale della NACI, sentendo anche gli altri amministratori, cosa ne pensano, il polso della situazione, insomma, di questa categoria? Siamo molto preoccupati perché è una situazione senza precedenti quella che di fatto si sta venendo a creare, anche se è già iniziata all'inizio del 2022, perché in realtà i rincari dell'energia noi abbiamo iniziato a registrarli nell'autunno del 21, in particolare il gas è iniziato a salire in modo significativo dal dicembre del 21. Quindi è noto che dietro ci siano delle situazioni speculative che poco hanno a che fare, ad esempio, con la guerra in Ucraina, della quale si parla molto in questi ultimi tempi. E quindi molti di noi che gestiscono palazzi con riscaldamenti centralizzati piuttosto dimensionati sono già stati costretti il mese di marzo scorso a fare una manovra correttiva di bilancio, chiedendo una rata integrativa ai condomini per poter onorare le fatture del gas che già all'epoca riportavano importi preoccupanti. Questo anche per evitare non solo indebitamento da parte dei condomini, ma anche possibilmente un discorso di rateizzazione che in un momento come questo è poco consigliabile. Ecco, ho parlato di indebitamento, c'è il rischio comunque che qualcuno non abbia fatto questa specie di manovre, insomma, a marzo e dopo adesso si trova moroso nei confronti delle fornitori, no? Certamente, diciamo che la manovra io l'ho caldeggiata, l'ho fatta nei miei condomini, ma per evitare soprattutto dei saldi a conguaglio registrati a consuntivo particolarmente significativi, no? E quindi si cerca, diciamo, è stata una manovra per attutire il colpo. È chiaro che, e devo dire che la popolazione, i condomini hanno risposto con grande comprensione e con grande collaborazione. Bisogna vedere se saranno comprensivi anche a marzo di quest'anno, esatto. cioè del prossimo anno. Sì, ma anche prima. Cioè, il problema è si che... rischia di arrivare già a richiedere il problema la è rata prima. che le famiglie sono in difficoltà, perché una cosa è una manovra una tantum che diciamo può risolvere un momento emergenziale. Una cosa è un'emergenza costante, come purtroppo temo avremo per tutto il periodo invernale, perché qui i prezzi continuano a salire e quindi la reale difficoltà delle famiglie a poter onorare le rate richieste. Senta, diamo qualche consiglio ai condomini, perché in questo momento sappiamo che il governo dice 2 gradi in meno da tenere, poi però ci sono impianti centralizzati, dovreste essere voi, immagino, amministratori a tenere questi impianti a 19 gradi o 20 gradi. Diciamo cioè, che sarete sì, voi a controllare un po'. Beh, allora sì, indubbiamente l'amministratore dà l'ordine, però dietro all'amministratore c'è una società di gestione che è responsabile degli impianti termici dei palazzi particolarmente dimensionati. E per conto mio questa cosa insomma non è che porterà degli effetti significativi dal punto di vista della variazione di consumi e di costi, anche perché non è così facile da applicare, cioè dire 2 gradi in Lei meno... dice quello che ha attuato adesso il governo alla fine ci risparmierà qualche spicciolo, sì.
Spicciolo intendendo sì, per sì, tutto proprio, quel grande costo che abbiamo, ecco, perché magari si tratta di 100-200 euro, ma se poi alla fine dell'anno ne spendi 2.000, o sì, 5.000, lei 5.000 ancora capisce peggio, che, certo, alla ecco, fine diventa un granello. per cui il discorso qual è? Questo non solo non cambia molto nelle tasche dei cittadini, ma anche è difficile proprio da attuare. Non dimentichiamo che la maggior parte dei palazzi centralizzati sono piuttosto datati qui nell'Interland, di conseguenza parliamo di anni di costruzione 60, 50, 70, 80, quelle sono un po' le date, quindi non tutti hanno avuto la possibilità di accedere ai bonus per poterli riqualificare energeticamente. Di conseguenza nella distribuzione del calore, proprio dell'acqua calda da portare ai vari corpi scaldanti all'interno dei condomini, possono esserci degli squilibri di impianto. Delle volte i manutentori forzano un po' le temperature di mandata per poter garantire le stesse temperature all'interno degli appartamenti, anche delle unità immobiliari più lontane e quindi più disagiate rispetto al punto di erogazione che è la centrale termica condominiale. Comprenderete che irrigidire questo, addirittura riducendo di qualche cosa le mandate, le temperature, porta veramente alle unità più disagiate una situazione anche di parecchi gradi, ecco, sotto quello che dovrebbe Certo, essere. si dice 19, ma siccome diciamo, il condominio è fatto per unità molto periferiche Esatto, anche, ed essendo i esatto, condomini anche molto datati, come lei ha esatto. detto, il rischio di trovarsi quello che è Certamente, proprio all'estremità del certamente. condominio che usufruisca Esatto. almeno Con dei 19, ma ne avrà 16 o 17, con ecco, risparmi, come si diceva, quindi oltre il danno la beffa, e risicati. risicati. Certo, però diamo qualche consiglio comunque ai Allora, condomini in questo momento. il primo Ma anche per consiglio. risparmiare, perché deve esserci un principio di solidarietà, immagino, e di Certamente, responsabilità, no? certamente. Allora, la prima parola d'ordine che ci riguarda tutti, dall'operatore di settore all'utente, è proprio responsabilità. In questo momento lo dico perché noi amministratori di città amministriamo prime case, non case di villeggiatura, e di conseguenza la prima casa è la casa importante, no, per la famiglia. Quindi responsabilità cosa vuol dire? Vuol dire privilegiare i costi di gestione ordinari della casa e cercare di modificare magari il proprio tenore di vita, i propri modi di vivere il quotidiano, eliminando o riducendo il superfluo. Questo è un richiamo che faccio, così mi sento di farlo proprio anche come cittadino, Sì. perché per certi versi, sebbene in maniera ben più drammatica, questa è la replica della crisi del 2008, che ci ha già visti in una situazione un po' di questo tipo. Replica o peggio? Peggio, peggio. Infatti Peggio, dico, secondo siamo in lei. una situazione ben più drammatica secondo me, però per certi versi i consigli che dobbiamo dare sono un po' quelli. Discorso morosità, attenzione che l'amministratore è tenuto ad agire legalmente per il recupero del credito, salvo che l'assemblea di condominio non lo dispensi ritenendo di procrastinare l'azione, rinviarla per motivi che vengono esaminati caso per caso. Questo però comporta il fatto che in questa situazione tariffaria automaticamente gli altri condomini devono temporaneamente sopperire al buco di cassa che si viene Quindi creato. oltre il danno anche la beffa. Certamente, perché non possiamo procrastinare, punto. Dobbiamo, in qualche modo, questi soldi devono venire fuori, no? Voi sapete che in condominio c'è solidarietà tra i condomini, quindi se non paga uno paga l'altro, questo è poco ma sicuro. Ecco per quale motivo prima dicevo dobbiamo essere tutti responsabili. Ecco, responsabili, metabolizzare la situazione, fare il possibile per onorare. Noi amministratori siamo tutti disponibili a rateizzare le rate ulteriormente senza l'applicazione di interessi moratori. Quindi siamo disponibili a venire incontro alle situazioni così di difficoltà, ma dall'altra parte chiediamo una reale collaborazione, perché purtroppo c'è anche chi cavalca l'onda della crisi.
e poi in crisi non è. Ecco, quindi in questo momento la dimenticanza, la disattenzione, ecco, potrebbe essere, di pagare le rate potrebbe essere colpita in modo più severo rispetto a prima, perché non abbiamo tempo, il problema è quello, non c'è tempo. Cavalca nel senso che dice, vabbè, c'è la crisi, quindi non pago, ma pago da altre parti, Esatto. approfitto per andare da altre parti. Esatto. Vacanza piuttosto, sì. Piuttosto Non assolvo i miei doveri, ecco, quando faccio i miei dicevo prima piaceri, dobbiamo ecco. modificare un po' i nostri stili di vita, se non ce la facciamo, insomma, la pizza del sabato sera bisognerà eliminarla, cioè non possiamo continuare a mantenere tutto se non ci sono i fondi per farlo, questo intendo dire, ed è un po' uno stile italiano, per quello mi sono... Certo, speriamo di poterlo togliere, insomma, ecco. Soprattutto in questo momento in cui è molto importante, insomma, dover fare dei sacrifici. Capiamo ovviamente che tutti noi vorremmo vivere una vita più agiata, ma se in questo momento c'è da stringere, bisogna farlo, no? Voi come ANACI cercherete di fare un'opera di sensibilizzazione comunque nei confronti Sì, abbiamo già dell'economia. iniziato anche attraverso gli organi di stampa, lo stiamo facendo nell'ambito delle assemblee o con circolari che vengono inviate ai condomini anche in modo veloce. Oggi abbiamo tanti strumenti a partire proprio dalla mailing list di tutti i condomini e quindi stiamo lavorando in tal senso. E come dicevo anche nel cercare di procrastinare quegli interventi di manutenzione straordinaria non urgenti proprio per dare il massimo flusso così di cassa possibile verso in questo momento verso le spese dell'energia, quindi gas e corrente. Certo, andiamo in pubblicità perché a proposito dopo di manutenzione vi chiederò qualcosa sul super bonus, Ok. perché tanto si è parlato di questi tempi. Pubblicità. Ben ritrovati di nuovo con Screenshot di questa seconda parte, parliamo, lo leggete anche del titolo, rincari gas e luce, c'è anche un allarme nei condomini, ovviamente è un allarme che colpisce un po' tutti, ma anche chi vive nei condomini, che chiede, ci ha chiesto anche, parlando più del meno, mi è toccato anche personalmente, gente dice, ma vivendo nei condomini cosa può succedere? Cioè se si è un impianto centralizzato piuttosto che un autonomo, se si è morosi, si può rateizzare, quanto e come e dove? E per questo avevamo invitato Andrea Soramel, presidente regionale della NACI, che a dire la verità ha già risposto a un po' tutte queste domande nella prima parte, ma sarà sempre possibile comunque sul nostro canale YouTube poterla recuperare per voi telespettatori oppure le repliche per poterla rivedere. Ma intanto a Soramel le chiedevo qualcosa perché lei ha accennato alla questione delle manutenzioni, ha detto magari riusciremo a procrastinare quelle manutenzioni non urgenti, insomma, per poter rifiatare, insomma, i condomini, poter far pagare le bollette in modo che non si sia morosi, però c'è il super bonus invece non aspetta perché entro il 31 dicembre bisogna fare questi lavori, perché dopo scade il tutto, no? Sì, il super bonus ha avuto un percorso molto travagliato, come avrete potuto così apprendere proprio da TV e giornali. Adesso sembra Lei ci ha che... creduto? Sempre nel super Lei bonus? mi fa una domanda molto difficile che io Ma me lo cercavo di... dica, Allora, vabbè, ma io nei confronti io sono anche il giornalista, quindi devo cercarla di imbeccare, no, per Allora, io sapere. nei confronti del super bonus ho un rapporto di amore e odio, mettiamola così. La vedevo più da Tiepiduccio, diciamo, quasi, No, la no, faccia. nel senso che riconosco che il super bonus, così come è stato concertato, rappresenta indubbiamente una importante via per una riqualificazione che non sarebbe stata possibile in determinate situazioni, in certe realtà condominiali. Certo. Dall'altra parte però... Anche perché, no, vado avanti, che dopo le faccio questa domanda, vado avanti nel suo che dall'altra discorso. parte però il percorso di questo super bonus non ha differito rispetto a quello degli altri bonus, che già da anni peraltro, a partire da quello ristrutturazione, sono presenti sul mercato. E come vedete con delle situazioni un po' a singhiozzo, e questo se in una realtà diciamo privata, la casa singola, non crea particolari criticità,
In un condominio invece rischia di bloccare tutto il processo progettuale, decisionale e di realizzazione delle opere. Ecco, questa è la parte che mi sento proprio un po' di criticare, no? Che è l'impianto, le modalità, le modifiche, il fatto che queste cose, soprattutto dal punto di vista poi amministrativo, fiscale, eccetera, non vengono ben curate nel momento che vengono emanate. E quindi poi vediamo questi correttivi, queste difficoltà, queste situazioni che vengono a creare, delle quali non mi dilungo perché No, è certo, pieno, lo sappiamo, ecco, lo sappiamo. Immagino che anche voi nel decreto aiuti bis non riuscite a capire fin come e quando arriva il decreto. Esatto, insomma, ecco, no? quindi, e poi dobbiamo pensare anche a un altro elemento, che mentre il proprietario di una casa privata, di una casa singola, decide e interviene, il condominio ha dei tempi molto più dilatati, perché noi abbiamo l'assemblea, all'assemblea viene intanto presentata una discussione, ci si orienta verso ad esempio il super bonus, viene dato mandato per uno studio preliminare, quindi capirete che prima di arrivare alla delibera conclusiva, non solo per il super bonus ma per qualsiasi altra decisione condominiale, c'è un percorso, c'è un iter da fare che è giusto fare in un sistema democratico, perché bisogna ascoltare tutte le anime e l'assemblea è sovrana, no? Perché è l'organo deliberante. Assolutamente. E quindi quando parliamo di detrazioni fiscali, mi allargo anche alle altre, bonus facciate che dal 90% poi è sceso, eccetera. Quest'anno sarà così o il prossimo biennio sarà colà. Certo, Ecco, questo riguarda tutti, non dà certezza e c'è il rischio che ti ritrovi a Natale a fare in fretta e furia gli ultimi bonifici, perché non sai se la finanziaria poi rinnoverà con le stesse condizioni. Succede sempre così, magicamente. Quindi insomma, questo è un problema. Lo diciamo tramite ANACI nazionale a livello istituzionale, ma vedo che c'è una grande difficoltà a creare veramente una programmazione pluriennale così come si dovrebbe fare. Però non per spezzare la lancia nei confronti del super bonus, che come ha detto lei, giusto o sbagliato che sia stato, però chi adesso ha fatto il cappotto, soprattutto in quei condomini degli anni 50 e 60, chi ha fatto magari il fotovoltaico, proprio in quei condomini adesso datati, lo ha riammodernato, adesso partirà un po' in vantaggio. Certamente, infatti dicevo che ha rappresentato comunque uno strumento importante, non voglio demolire il super bonus. L'importante è averlo attuato seguendo veramente la regola e lì c'è un po' di rischio secondo me, perché attenzione che i controlli sono già partiti e ci sono già tante pratiche in accertamento. Ecco, quindi questo mi sento anche di dirlo come monito, perché so che ci sono ancora delle realtà che devono partire. Ecco, mi raccomando, cerchiamo di fare le cose per bene, non le cose furbe. Anche perché per i condomini, quando varrà questo termine? Il 2023, dicembre 2023, esatto. che è domani. Certo, è domani, certo, chi parte adesso, visto che è un condominio, rischia di non arrivare in tempo, sì. Insomma, ecco. Invece per le abitazioni unifamiliari è proprio il 22, insomma, esatto. Ecco. Lo ricordiamo perché magari qualcuno non lo sa. Oddio, salvo non dovessero ricambiare le cose. Ah sì, sì, certo, qua funziona sempre così. In Italia si cambiano le cose dall'oggi al domani. Figuriamoci adesso che ci sono le elezioni, cambierà magari tutto, magari già dal prossimo Parlamento, insomma, si riapriranno altri tipi di discussioni. Meglio quindi fare lavori manutentivi normali, allora? Cioè con i bonus... diciamo, laddove non si rientri con certezza in una situazione da super bonus, è auspicabile non rischiare e curvare in una situazione diversa, no? Perché le sanzioni sono significative. In questo momento che stiamo parlando di aumento dei costi di energia, eccetera, penso che non ci vorrebbero. Certo. Quindi anche lì responsabilità, attenzione, perché comunque ricordiamo che ci sono anche altri bonus, non c'è solo quello. Corsi e ricorsi storici, qua in trasmissione a Screenshot più o meno abbiamo avuto tutti, ci manca solo il Papa e il Presidente della Repubblica, no sto scherzando, abbiamo avuto anche tempo fa Soramel che era venuto a trovarci
Quindi questa è la seconda volta che ci vediamo, io Esatto. penso nella nostra trasmissione. La prima volta, chissà se lo trova Simone Caramaschi, magari trova il contributo di quando ci siamo trovati la prima volta. Era ante-pandemia. Ante-pandemia addirittura sì. si ricorda, vedi, 2 o 3 anni fa si parlava quella volta, non c'erano i problemi della pandemia, si ricorda quella volta dei rifiuti. Esatto. Ma lì è risolto il problema a Udine sui rifiuti. Ma lei oggi mi incalza con delle domande difficili. Allora, vabbè, questo è il mio mestiere, insomma. Il problema... Adesso Simone magari sta tirando fuori la vecchia trasmissione a vedere quanto giovane eravamo. Allora, il problema non è del tutto risolto perché, come avrete visto, il Comune ha compreso alla fine le nostre richieste, anche se c'è voluto un po', abbiamo dovuto un attimo impuntarci. Perché ma lo più che ricordiamo, altro, quali sì, erano le vostre richieste, no? era quello di il problema era quello di trovare alternative. 500 bidoncini in Esatto, 500 unità abitative di un condominio. Ecco, per i no? grandi Cosa vuol dire? condomini. Esatto. Allora lì hanno curvato, ci siamo parlati, ci siamo confrontati, hanno curvato, noi abbiamo visto insomma questa apertura, l'abbiamo apprezzata e adesso siamo nella fase in cui a breve, lo dico per i grandi condomini, dovrebbe partire la realizzazione di queste isole ecologiche in alcuni quartieri di Udine, che di fatto è già stata finanziata a bilancio. L'assessore mi ha detto che è stato anche già ordinato il materiale, di conseguenza penso che in ottobre verranno realizzate queste isole ecologiche che risolvono il problema, ma veramente che poi l'abbiamo toccato con mano. Quante ce ne sono? Diciamo che ce ne sono 4. Ecco, in via di allestimento o che dovranno essere in via di allestimento, e di conseguenza risolve il problema proprio dei bidoncini, ma non è la questione dei bidoncini, è la questione proprio un attimo anche logistica, di gestione. Peraltro mi ricordo di forse la igiene. puntata era la guerra dei bidoncini, addirittura adesso mi viene fuori questo ricordo. Però diciamo che abbiamo fatto un percorso, ci sono ancora delle criticità, ma insomma intanto io dico sempre cerchiamo di collaborare andando per gradi, vediamo un attimo come cambieranno le cose con la realizzazione delle isole ecologiche. E io sono convinto che in quelle realtà lì ci saranno sicuramente dei risultati positivi, perché vede il problema nel grande palazzo multipiano è che abbiamo anche tanti anziani che fanno fatica a trasportare il contenitore monoutenza in strada nell'orario preposto. Il fatto di poter avere la collaboratrice domestica che scende a fine turno e porta e conferisce in un'isola ecologica risolve il problema di queste persone che riescono ancora a vivere e a godersi la propria casa. L'altro problema che noi avevamo fatto presente, avevamo evidenziato per l'isola ecologica riguardava gli uffici, quindi tutte quelle attività che interrompono l'orario di lavoro verso le 17 e in quel momento dovrebbero esporre magari solo carte plastica, ma ce n'è parecchia, e quindi in orario anticipato rispetto a quello di esposizione, creando problemi poi magari ai vetrinati, alle altre attività che sono ancora pienamente operative in quell'orario lì. Ecco. Va bene, grazie Soramelle per essere venuto a ritrovarci in questa stato un piacere. trasmissione. Ci rivedremo nel post-guerra a sto punto. Sì. Spero che finisca presto, così ci rivediamo il più presto possibile, insomma, no? Post caro energia, post-guerra. Bene, grazie a tutti voi telespettatori. Grazie. Appuntamento come sempre mercoledì prossimo con Screenshot e nuove puntate. Grazie, arrivederci. Buon fine settimana.